Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione che si apre con la cronaca perché nelle ultime ore purtroppo si sono verificati numerosi incidenti mortali sulle strade della nostra regione. Cominciamo subito dal Veneziano, dove in poche ore sono morte 2 persone, un ciclista travolto da un camper pirata ed un motociclista uscito autonomamente di strada. Ci aggiorna su questi 2 episodi il nostro Filippo Fois. Venezia piange altre 2 morti sulle strade. Sono 2 tragedie che si sono consumate a distanza di 12 ore l'una dall'altra nella città di Mestre. Il primo a perdere la vita è stato un 64enne di Favaro Veneto che è stato travolto da un camper mentre attraversava in bicicletta Rampa Rizzardi. A lanciare l'allarme sono stati immediatamente gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Il camperista si è allontanato dal luogo dell'incidente mentre il ferito è stato preso in cura da parte dei sanitari del SUEM 118, è morto dopo 4 ore di agonia all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ora le indagini sono aperte ed è caccia al pirata della strada. Sembra che abbia perso tra l'altro anche un specchietto retrovisore nell'impatto col ciclista. Ci sono parecchie telecamere nell'area, per cui è probabile che gli inquirenti riescano presto ad arrivare a una sua identificazione. Questo è avvenuto attorno a mezzogiorno di ieri, mentre stanotte si è consumata un'altra tragedia. Questa volta siamo in via Vespucci, in una rotonda all'intersezione con via Bissuola. Un uomo si trovava in macchina, siamo nel cuore della notte, si trovava in motocicletta e da quello che sono i primi rilievi che sono stati effettuati dalle forze dell'ordine pare si tratti di una fuoriuscita autonoma. Non lo possiamo ancora affermare con sicurezza perché sono al vaglio naturalmente delle forze dell'ordine tutte le immagini che sono state girate da altre telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona. Quel che è certo è che anche quest'altra persona ha perso la vita. C'è poi un'altra notizia per un'altra vittima della strada, questa volta a Santa Maria di Sala, e i funerali di Andrea Molin, il 63enne ex calciatore che ha perso la vita in motocicletta lungo l'Annualese, sono stati fissati per sabato prossimo alle 9:30 nella chiesa di San Teonisto e Agostino a Marano di Mira. C'è un fatto singolare peraltro nel luogo dell'incidente mortale. È stata ritrovata una tessera di gratta e vinci con una vincita tra l'altro di 200 euro che era proprio della vittima dell'incidente stradale, che è stata restituita dai carabinieri alla famiglia dell'uomo che ha perso la vita. Grazie allora Filippo Fois. Quella appena trascorsa è stata una notte tragica anche sulle strade del Vicentino. Ci collegheremo più avanti nel corso del nostro notiziario con il nostro inviato Daniele Garbin, perché sulla Marosticana una ragazza è stata travolta, una ragazza di appena 20 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada, era uscita di casa per portare fuori il suo cane. Questa mattina nel Trevigiano a San Michele di Piave l'intera comunità si è riunita per dare l'ultimo saluto a Michael Angeli, il 31enne morto il 2 agosto scorso in un tragico incidente stradale. La chiesa parrocchiale non è riuscita a contenere la folla di amici, parenti e conoscenti accorsi per stringersi attorno alla famiglia. L'omelia del parroco ha ricordato il coraggio e la determinazione con cui Michael aveva affrontato le difficoltà, vincendo recentemente la battaglia contro una grave malattia. Era un ragazzo che sapeva sorridere anche nei momenti più duri e che sapeva donare luce a chi aveva vicino, ha detto il sacerdote, invitando tutti a custodirne l'esempio. Il feretro è stato poi accompagnato in corteo fino al cimitero locale tra commozione e ricordi condivisi. Un addio che ha riunito un intero paese, lasciando viva la memoria di un ragazzo capace di affrontare la vita con forza e sorrisi nonostante tutto. Ed un altro grave incidente si è verificato ieri sera a Rosà, è stato ferito un ragazzo di 19 anni.
Si trova ricoverato al San Bassiano un 19enne di Rosà rimasto coinvolto venerdì notte in un incidente stradale. Il giovane poco prima della mezzanotte stava procedendo lungo via Torquato Tasso a Rosà in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un'automobile che stava uscendo dalla laterale via Serena condotta da un 49enne del Bassanese. Ad avere la peggio il Centauro, rovinato a terra e sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto. Immediato l'allarme, sul posto i vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi al motociclista ferito in attesa dei sanitari del 118 e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Il 19enne è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso. Per lui fortunatamente solo tante botte, ma non versa in gravi condizioni. Per i rilievi e l'esatta ricostruzione della dinamica, i carabinieri di Bassano. Restiamo nel Vicentino ora con il grave incidente mortale che si è verificato ieri sera sulla Marosticana. Ci aggiorna in diretta Daniele Garbina. A te Daniele, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori, si conferma, ci troviamo un po' lungo strada Marosticana, una strada diventata purtroppo teatro troppo spesso di incidenti come questo. Quello che è avvenuto, come dicevi, ieri sera verso le 11 dove a perdere la vita è stata una ragazza di 20 anni di nazionalità cinese che abitava poco più avanti nell'ultima casa rosa là in fondo. Era abituata a uscire con sé, portava il cane per una breve passeggiata serale e verso le 11 è stata falciata proprio mentre era fuori con il cane poco più avanti. Abbiamo proprio ancora i segni sull'asfalto dove è stata investita da una Mini che per motivi in corso d'accertamento poi da parte della polizia locale staremo poi a capire come mai, ma insomma ha perso subito la vita. Il colpo è stato talmente violento che ai sanitari del SUEM non è rimasto altro che accertare il decesso. Dicevamo strada Marosticana che si conferma essere luogo di tragedie, proprio esattamente qui qualche metro più avanti ha perso la vita a marzo di quest'anno sempre un ragazzo di nazionalità senegalese che andava al lavoro al mattino con la sua bicicletta. Nell'attraversare la strada è stato investito da un'auto proprio poco più avanti e ha perso la vita anche lui sul colpo. In quel mese, ricordiamo, c'era stato già un incidente poco lontano, sempre un altro ciclista falciato e anche ultimamente ha perso la vita sempre un altro ciclista. Ecco che questi casi che si ripetono troppo spesso hanno messo in allarme i cittadini che vedono il ripetersi sempre più spesso di questi drammi sulla strada. Avevano chiesto e ottenuto un incontro con l'assessore Cristiano Spiller. Ricordiamo verso il mese di maggio ha incontrato i cittadini che richiedevano dei limitatori di velocità, degli strumenti insomma per controllare meglio il traffico. Purtroppo questo semaforo, sempre a detta dei testimoni, si conferma essere pericoloso. Non è detto che sia anche questa la causa in questa occasione, ma sembra che gli automobilisti in corsa, anziché fermarsi all'arancione, tentino invece di accelerare per riuscire a scattare prima che appaia il rosso. Ecco, questa dinamica potrebbe essere o meno la causa anche di questo incidente. Resta il fatto che manca proprio questa attenzione e prudenza nel impegnare questi centri che incroci con le strade. Ecco, per il momento noi abbiamo sentito i testimoni della tragedia, le persone che appunto ci hanno raccontato queste dinamiche. Con queste testimonianze restituisco la linea allo studio. Una rabbia, insomma. Sì, capito, perché questo è il terzo morto quest'anno. Questo incrocio qua non è uno dei migliori, credo che effettivamente qualcosa potrebbe essere migliorato sulla viabilità. Sono qui che vivo da poco da queste parti di Caldogno e devo dire che effettivamente è un tratto stradale un po' particolare, con delle migliorie che possono essere effettuate. Un po' pericoloso qua le strade, soprattutto come sono un ciclista anch'io, perché ho avuto un incidente anch'io, che è un po' un problema. Tutti hanno fretta, purtroppo è un mondo che tutti hanno fretta, veramente. Ultimamente non rispettano quelli più deboli più che altro, ecco, soprattutto le bici, perché le biciclette credo che ci vorrebbe un po' più rispetto, quello sì. Pericoloso perché 2 mesi fa anche c'è morto mio amico lì, uguale come situazione. Bisognerebbe cambiare tante cose su queste strade, fare una pista ciclabile, anche tipo un marciapiede. Come ha visto lei lì, noi abbiamo dovuto per andare in quelle strade là, abbiamo dovuto camminare tipo lungo alle strade, quindi secondo me bisognerebbe cambiare tante cose. Quella via
non c'è un specchio, niente per vedere se esce una macchina, se esce una persona, anche qua il giro che fanno, non c'è neanche un specchio, è una pista ciclabile per noi, dobbiamo andare su Anconetta, dobbiamo andare su Polece, fare questa strada o quella. Corrono veloci. Velocissimo, sì, tu senti alle 2-3 della mattina come la moto, tantissimi, sì. Noi abbiamo pensato di cambiare anche di appartamento, di affitto, perché abbiamo 2 bambini, un cagnolino. E questo secondo weekend di agosto è contrassegnato anche dal grande esodo per il Ferragosto, bollino nero per l'intensificazione del traffico sulle principali direttrici sia verso il mare che verso la montagna. In provincia di Belluno occhi puntati sulla A27 e sulla 51 di Alemagna, dove già dalle prime ore di questa mattina si registrano code e traffico intenso. Andiamo quindi a Pian di Vedoia con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi per vedere com'è la situazione. A te Tiziana, buongiorno. Sì Marta, buongiorno. Stefano Bozzi vi sta mostrando questo lungo serpentone d'auto che è praticamente a pochissime centinaia di metri dallo svincolo, dall'uscita della A27, l'immissione sulla statale 51 di Alemagna. È così da questa mattina e guardate, adesso chiedo a Stefano di farvi vedere che cosa c'è dall'altra parte. L'autostrada a 2 corsie improvvisamente si restringe a imbuto per l'immissione sulla 51 di Alemagna, dove la situazione è pressoché la medesima, con il dettaglio dei soliti furbetti che utilizzano le corsie riservate per entrare nell'area di sosta, l'ultima area di sosta qui sulla A27, ma è semplicemente un escamotage per superare poco meno di un centinaio di metri di coda, dopodiché ci si riferma di nuovo. Statale 51 di Alemagna, anche la statale 51 si procede praticamente a passo d'uomo, certamente colonne e soste lunghissime fino alla rotonda di Fortogna, poi il traffico comincia a diventare lievemente più scorrevole. Noi ci troviamo sul ponte di Soverzene ed è il luogo, diciamo, di osservazione, punto di osservazione privilegiato in questo momento, ma è anche il ponte, la strada secondaria che viene utilizzata da chi è abitué della provincia di Belluno e la utilizza per bypassare non soltanto quest'ultimo tratto di autostrada, ma anche la parte che conduce a Longarone, quindi si cerca di guadagnare metro su metro, minuto su minuto per raggiungere le agognate vacanze, le agognate località di vacanza della montagna, che tutti si immaginano sia in questo periodo silenziosa e rilassante, ma insomma i presupposti poi non sono questi. Vi ricordo che ANAS vigila sulla statale 51 di Alemagna, che è stata riaperta ieri sera totalmente, quindi si circola anche di notte, che sono stati interrotti i cantieri, sospesa l'attività dei cantieri, che c'è il blocco e mezzi pesanti questa mattina dalle 8 alle 22, domani mattina dalle 7 alle 22 e che fino al primo pomeriggio di oggi il bollino indicato è di colore nero, dal pomeriggio dovrebbe diventare rosso e così sarà anche per tutta la giornata di domenica. Al momento, salvo la grande pazienza che gli automobilisti debbono avere per risalire le vallate dolomitiche, non si registrano incidenti e quindi la situazione in questo momento è sotto controllo. Marta.
Grazie Tiziana Bolognani con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi per questo collegamento. Buon lavoro dunque ai colleghi della redazione di Belluno. Tra poco torneremo a collegarci con l'altra grande arteria che attraversa la nostra regione, presa di mira dai vacanzieri diretti verso le località del mare. Quindi andremo in A4 con Omar Costantini, ma prima andiamo a vedere come stanno trascorrendo questo fine settimana di gran caldo e di festa coloro che restano in città e hanno deciso di andare a prendere un po' di fresco sul Piave. Piave che lo sappiamo è stato al centro di numerose polemiche nell'ultimo periodo circa la balneazione e teatro purtroppo anche di diverse tragedie. È stato deciso dalla provincia di intensificare quella che è l'attività di informazione ai bagnanti sulla pericolosità del fiume e ci colleghiamo quindi con Ponte di Piave, dove c'è la nostra Elena Dal Forno con Alberto Pivetta che ci racconta tutto quello che sta accadendo. A te Elena, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3. Siamo proprio qui a Ponte di Piave con Tommaso Cappuccio che è presidente provinciale della FIPSAS, ovvero le guardie venatorie ittiche, e proprio a lui chiediamo che cosa prevede questa nuova attività concordata con la provincia che ha coinvolto proprio le guardie che come vedete sono qui dietro proprio di noi e che fra poco faranno una sorta di volantinaggio, chiamiamolo così, sul Piave. Per dire che cosa, signor Cappuccio? Allora, sostanzialmente il nostro è un servizio di informazione e quindi semplicemente divulgare quello che potrebbero essere i pericoli che si possono incontrare sul Piave. Si raccomanda alle persone di non entrare in acqua e quindi stare molto attenti a quello che potrebbe essere la pericolosità di queste acque. Naturalmente non vogliamo fare allarmismo, non vogliamo creare disagio a tutta la popolazione, assolutamente, siamo qui semplicemente per fare un servizio di divulgazione e basta. Ecco, facciamo vedere proprio questo volantino che ricorda in 2 lingue, quindi italiano e inglese, in 9 punti chiave che cosa si può e non si può fare sul Piave. Ecco, voi quindi non siete un servizio di polizia? No, assolutamente no, in questo caso siamo semplicemente un servizio di supporto a quello che è l'attività informativa che noi eseguiamo durante il nostro normale servizio di vigilanza ittica sul Piave, dove in occasione del controllo che viene fatto sull'attività ittica magari si incontrano delle persone che stanno a rilassarsi, a prendere il sole e magari si informa dandogli semplicemente il volantino e chiedendogli di non entrare in acqua, in virtù anche di una norma che vieta proprio la balneazione nelle acque interne. Il volantino è fatto molto bene, è fatto sia in italiano che in inglese, e proprio perché ci sono diverse persone magari con culture diverse che vengono a prendere un po' di rinfresco qua sul Piave. Ecco, quindi possiamo di nuovo venire a prendere il sole sul Piave, mettere i piedi in acqua e poi nel caso voi incontriate qualcuno che fa il bagno, che cosa fate? Beh, allora sicuramente prendere il sole tranquillamente sì, mettere anche il piede in acqua nessuno lo vieta, sarebbe meglio di no evitare, anche perché potrebbero esserci anche delle acque non salutari, ecco, però nessuno lo vieta. Fare il bagno cerchiamo di evitare tutto e ripeto, noi informiamo su questo senso. Nel caso troviate qualcuno in difficoltà o in pericolo, che cosa prevede poi il vostro intervento? In questo momento noi se troviamo persone che fanno balneazione, il nostro coordinamento con la Polizia Provinciale prevede la chiamata a loro, poi loro attiveranno quelli che sono i canali ufficiali e in qualche maniera intervengono. Ecco, poi chiudiamo, restituisco poi la linea a te Marta e ricordiamo che questo servizio è completamente volontario perché sui social devi sapere Marta che qualcuno ha cominciato a criticare questo servizio dicendo che erano altri soldi sprecati per la comunità.
Ecco, questa è una cosa che ha fatto molto male, soprattutto a noi che operiamo volontariamente su tutto, anche sulla nostra attività primaria. E questo è un servizio che ci è stato chiesto dalle amministrazioni semplicemente perché c'è un'ottima collaborazione con le amministrazioni. E il fatto di vedere poi sui social altri soldi sprecati che non si sa come vanno e andrebbero spesi diversamente, questo servizio è totalmente gratuito, quindi nessuno prende soldi, è semplicemente senso civico. La ringraziamo signor Cappuccio, io restituisco a te la linea Marta. Grazie Elena, un'attività dunque molto importante questa di informazione e sensibilizzazione proprio per evitare che si verifichino altre tragedie sul fiume Piave. A proposito di tragedie sui fiumi, continua l'iter giudiziario di quella accaduta nel Natisone. Dopo Michele Nonino della Sores, anche 2 vigili del fuoco decidono di saltare l'udienza preliminare e andare subito a processo. Dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo per la morte dei 3 ragazzi che furono travolti dal fiume il 31 maggio del 2024. Dopo Michele Nonino, infermiere della Sores, anche i 3 vigili del fuoco indagati per omicidio colposo plurimo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar hanno deciso di saltare l'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato. Gli avvocati Stefano Buonocore per Enrico Signore e Andrea Lavia e Alfonso Mangoni per Luca Mauro hanno deciso con i loro assistiti di seguire la medesima strategia dell'avvocato Maurizio Miculan, primo a chiedere di evitare l'udienza filtro davanti al GUP Maria Rosa Persico, fissata per il 19 settembre, quando il giudice avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per i 4 indagati presentata dal pubblico ministero Letizia Puppa dopo la chiusura delle indagini. E noi dal canto nostro avremmo celebrato l'udienza preliminare, che è un momento importante che stimola la riflessione delle parti anche sul contenuto del fascicolo. È però evidente che non è pensabile che il Tribunale di Udine faccia 2 volte lo stesso processo e non è pensabile che si possano sentire 2 volte tutti i testimoni, in primis la famiglia, sottoponendola 2 volte a un'attività che evidentemente è logorante. Quindi nell'interesse di tutti c'è che questo processo rimanga unito e venga celebrato una volta sola. Quindi noi abbiamo depositato in queste ore la richiesta di giudizio immediato, rinunciando all'udienza preliminare, e riteniamo che il fascicolo sarà auspicabilmente riunito e quindi sarà un solo processo. Ora si attende la risposta del GUP e la fissazione del processo, che sarà molto probabilmente unificato davanti al giudice monocratico Mauro Qualizza. La prima udienza è già stata fissata per il 17 novembre per Michele Nonino. Riteniamo poco probabile che il fascicolo non venga riunito. E a proposito di bagni vietati, torniamo nel laghetto di Camazzole, a Carmignano di Brenta, dove si è verificato anche un atto vandalico. Sentiamo. Tuffi ripresi e postati sui social con sprezzo del pericolo dalla struttura nell'area del laghetto di Camazzole, utilizzata da giovani sprezzanti del pericolo e delle regole come trampolino. Per questo ETRA, coordinata da Genio Civile, qui ha posto una recinzione che è stata divelta. A segnalarlo il sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon. Denunciamo con forza questo atto di vandalismo che distrugge una messa in sicurezza della struttura che vedete alle mie spalle, che purtroppo viene utilizzata dai nostri ragazzi per tuffarsi e fare il bagno all'interno del bacino Giaretta. La struttura idraulica alta 12 metri serve per regolare il flusso dell'acqua tra il fiume Brenta e il laghetto, in un'area molto apprezzata dai visitatori che durante l'estate vi trascorrono alcune ore della giornata. Ai problemi di rifiuti abbandonati, sporcizie e parcheggio selvaggio si è aggiunto anche questo ben più grave, che mette a rischio l'incolumità di giovani vite, come è già accaduto purtroppo nel recente passato. Per questo saranno intensificati i controlli già esistenti, con l'invito da parte dell'amministrazione comunale, rivolto soprattutto ai giovani e alle loro famiglie, di evitare rischi inutili e imprudenze. Ed ancora cronaca, ora con un nuovo episodio di violenza, il secondo in pochi giorni nella zona della stazione di Montegrotto Terme. Il bilancio è di 2 feriti. In diretta Federico Fusetti con Cristian Rocchi Allende. A te Federico, buongiorno.
Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, Montegrotto sta vivendo una situazione delicata perché ci sono stati più episodi di violenza in pochi giorni, proprio nelle ultime ore vi avevamo raccontato di una rissa nella zona della stazione e adesso vi dobbiamo raccontare di un altro episodio, sempre in qualche modo legato alla stazione di Montegrotto Terme che si trova qui a poche decine di metri. Nel kebab alle mie spalle è scoppiata una rissa, alcuni nordafricani sono arrivati in treno qui a Montegrotto, sono entrati nel locale, hanno chiesto di mangiare, ma secondo loro tempi troppo lunghi e così hanno provocato il titolare, il figlio e le altre persone che stavano lavorando. Ne è nata una zuffa, feriti sia il padre che titolare, quindi che il figlio, che sono stati colpiti con sedie e naturalmente anche calci e pugni e quindi insomma un bilancio che poi si è aggravato perché ha visto intervenire anche degli altri ragazzi che erano nei pressi del locale che volevano difendere i titolari, quindi insomma una zuffa che poi ha visto questi nordafricani allontanarsi velocemente, pare anche rubando una bicicletta elettrica. E in questo momento all'interno del locale non c'è il titolare che è a Brescia, così come il figlio, ma insomma chi c'è ora all'interno e che non era presente alla rissa dice che stanno meglio e questa naturalmente è una cosa importante. Lo stesso sindaco c'ha i nostri microfoni e lo risentiremo poi nelle prossime edizioni del telegiornale, ha parlato di aumento di controlli, insomma che sarà una zona tenuta veramente sotto sorveglianza anche con le telecamere, mentre i carabinieri che sono a pochissimi metri da qui, anche da loro arriva l'annuncio di un'ulteriore intensificazione dei controlli in questa zona. Per il momento direi che è tutto, da me e da Cristian Roccaiende un saluto e ti restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti. Noi continuiamo a parlare del grande traffico che si sta verificando sulle principali arterie dirette verso le località di vacanza, sia di montagna, l'abbiamo visto prima con Tiziana Bolognani, sia verso il mare. Vediamo quindi ora la situazione della A4, ci colleghiamo con Omar Costantini da Bagnaria Arsia, siamo nei pressi dello snodo di Palmanova. A te Omar, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora prendiamo proprio la linea, per la precisione siamo al cavalcavia di Privano, in comune di Bagnaria Arsa, a 2 chilometri alla mia destra del nodo di Palmanova, mentre noi puntiamo verso la barriera dell'Isert o dell'Isert. Poco più avanti, a circa 3 chilometri, c'è lo svincolo di Villesse che immette in A34. Come potete vedere, insomma, la situazione è abbastanza scorrevole, non ci sono quegli effetti fisarmonica come si vedevano magari nei tempi passati, e chiaramente il fatto che sia stato attivato anche, diciamo così, consigliato il bypass per chi vuol raggiungere le mete slovene e croate senza passare appunto per la barriera dell'Isert e poi attraversare il nodo di Trieste, può uscire tranquillamente a Villesse, immettersi in A34, raggiungere Gorizia, da lì poi si valica e si entra in Slovenia attraverso la superstrada H4 e al passo del Nanos ci si congiunge poi con la direttrice Lubiana-Capodistria. Dicevamo, il traffico è scorrevole, sono previsti 190.000 transiti in questa giornata da Bollino Nero, i punti critici sono sempre quelli, chiaramente oltre la barriera dell'Isère dove siamo circa 1,5 km/2, dunque tempi d'attesa sui 10-15 minuti. Proprio più avanti qui c'è il famoso nodo di Palmanova dove l'autostrada da 3 corsie si accorcia in un'unica corsia e chiaramente si innesta poi con la A23 per chi arriva appunto da Tarvisio. Dicevamo, per fortuna non sono segnalati al momento interventi di una certa criticità, il traffico, ripetiamo, siamo proprio tra Palmanova e Villesse, è abbastanza regolare, si va via tranquilli. Quello che conta, ripetiamo, 190.000 transiti previsti, più 6% già oggi rispetto alla stessa data del 2024, e c'è anche un interessante traffico di movimento per chi dalla Slovenia sta venendo verso l'Italia in direzione Venezia o in direzione Tarvisio. Da Bagnaria Arsa è tutto, a voi la linea.
Grazie a Omar Costantini con la collaborazione tecnica di Michele Zanette. Noi torniamo in montagna perché è stata una nottata di apprensione, quella appena trascorsa, per le sorti di un escursionista statunitense di 34 anni del quale ieri pomeriggio si erano perse le tracce nella zona del rifugio Pian de Fontana in comune di Longarone. A dare l'allarme la compagna che non l'aveva più visto rientrare al punto di ritrovo al rifugio. Questa mattina intorno alle 8:30 l'uomo è stato individuato dall'elicottero della Guardia di Finanza in compagnia di un altro amico. Il 34enne, trovato in buono stato di salute, si era fermato a dormire in un riparo sul sentiero, probabilmente disorientato dopo il calare della sera. Alle ricerche dalla mezzanotte di ieri hanno preso parte le squadre dei Vigili del Fuoco con l'unità del nucleo regionale, con droni muniti di tecnologia in grado di localizzare il telefono. I volontari della Val di Zoldo e di Longarone impegnati nelle ricerche, anche il soccorso alpino e appunto la Guardia di Finanza. Torniamo ora a parlare della doppia tragedia sul lavoro che si è verificata a Veternigo di Santa Maria di Sala. Ci sono 2 indagati. Lunedì intanto si svolgerà l'autopsia sui colpi delle 2 vittime. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. Le indagini per la morte di 2 lavoratori egiziani di 21 e 39 anni nella fossa biologica di una villa di Veternigo ai primi indagati. Sono il titolare della ditta che avrebbe caricato su un furgone i 2 operai per condurli sul luogo in cui poi si è verificata la tragedia e il vertice della cooperativa ex proprietaria della villa che ha respinto ogni responsabilità. L'autopsia sui corpi dei 2 egiziani è stata fissata per lunedì. Naturalmente il sindaco di Santa Maria di Sala, Alessandro Arpi, non entra nel merito dell'indagine, ma si augura però che sia fatta presto chiarezza. Devo dire che un evento così nel 2025 è sconcertante. Spero davvero che vengano fatti i controlli del caso e che questo ci serva per sensibilizzare ancora una volta su quelle che sono le prescrizioni nel mondo del lavoro, i DPI e tutti i sistemi di sicurezza che devono essere adottati. Altra cosa è la solidarietà che questo doppio lutto ha generato nelle comunità di Santa Maria di Sala e di Mirano, dove entrambi i comuni si sono mobilitati. I sindaci Arpi e Baggio hanno avviato una raccolta fondi per sostenere il costo del rimpatrio delle salme in Egitto. C'è stata davvero molta sensibilità e umanità da parte dei cittadini salesi e dei cittadini milanesi su quanto accaduto. Tutto questo voler dare una mano insieme in qualche maniera va a calmierare questo grande vuoto, questa grande brutta notizia che ci ha lasciati tutti interdetti. E c'è stato ieri pomeriggio un altro incidente sul lavoro a Zero Branco nel Trevigiano, fortunatamente con conseguenze meno gravi. 2 operai sono caduti da un'altezza di 4 metri mentre stavano lavorando sospesi nel cestello di una gru all'interno di un'azienda. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Treviso. Un'altra tragedia sfiorata sul luogo di lavoro, stavolta in via Pietrosola a Zero Branco, per un incidente che ha coinvolto 2 operai al lavoro nella ditta Idea Plastica. I 2, miracolosamente non in pericolo di vita, sarebbero caduti da un cestello di una gru da un'altezza di 4 metri mentre stavano lavorando su una cesta idraulica che si sarebbe rovesciata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del SUEM 118 che ha prestato soccorso ai 2 lavoratori, un uomo di 58 anni residente a Zero Branco e un ragazzo di 24 anni residente a Trevignano. Al lavoro anche i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i feriti sono stati subito ricoverati all'ospedale Cafoncello. È impressionante come purtroppo negli ultimi tempi si stiano susseguendo queste tragedie. Per fortuna appunto nessuno dei 2 è in pericolo di vita e la speranza adesso di tutti quanti, di tutta la comunità, è che si possano riprendersi al meglio il prima possibile. Però questo pone senz'altro un accento su quanta attenzione serva negli ambienti di lavoro, anche quando le persone magari sono comunque esperte, perché non si trattava, almeno in uno dei 2 casi, di un ragazzino, ma anzi di una persona esperta, quindi qualcuno che conosceva bene il lavoro, conosceva bene anche i rischi e i pericoli collegati. Ma questo ci deve far pensare che non si deve mai abbassare la guardia, neanche quando si fanno operazioni magari semplici o conosciute. Dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, ma il sindaco si sofferma su un punto cruciale. Ma soprattutto che si riesca a capire la dinamica per evitare che in futuro questo possa risuccedere non solo a loro ma in generale. È
come dire, colpisce ancora di più il fatto che di fronte a un accentuarsi dell'utilizzo della tecnologia anche nelle operazioni, nel caso specifico dell'edilizia, ci siano ancora però delle mancanze che compromettono e mettono a rischio la vita delle persone che vanno a lavorare per potersi guadagnare il pane, insomma. Edilizia ancora una volta sotto accusa nel Veneto, quindi, ma la ditta di Zero Branco è conosciuta e solida e finora non c'erano mai stati problemi. Questa è un'azienda che si è insediata qui recentemente, ma è un'azienda seria che ha varie sedi anche in Italia e con la quale noi abbiamo un rapporto ottimo e diretto, ma un'azienda, come dicevo prima, assolutamente seria e attenta a tutto. Amaro anche il commento dei sindacati. Il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, ha affermato che il grave incidente che si è verificato rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme che non può e non deve essere ignorato. Abbiamo chiesto a gran voce che proprio a partire dal settore dell'edilizia si investa in tecnologie e dotazioni che permettano di prevenire e impedire le cadute, ma più in generale, continua, occorre un ripensamento collettivo. La conta dei morti sul lavoro in Veneto, non ultimi 2 operai egiziani morti a Santa Maria di Sala, è diventata drammatica. Tragedia di Montebelluna, ieri l'autopsia sul corpo di Niccolò Martini, il 34enne di origine russa, trovato morto nella casa disabitata andata in fiamme. Soffocato dal fumo, questa è la causa della morte di Niccolò Martini, il 34enne trovato senza vita nella casa di via Colmoschina a Montebelluna. L'autopsia sul corpo dell'uomo ha riscontrato polmoni pieni di fumo, non sarebbero state rilevate altre lesioni ed ora si attendono gli esiti degli accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco. Nulla ancora viene escluso, nemmeno l'atto doloso. Nella casa sarebbero state trovate delle lampade ad olio ed un fornello al cherosene. Questo, ma il condizionale è d'obbligo, potrebbe aver scatenato il violento incendio. Le indagini degli investigatori sono volte a verificare se all'interno della casa e soprattutto al primo piano, dove si è innescato il rogo, fossero presenti degli acceleranti come alcol o benzina, ovvero sostanze in grado di far propagare le fiamme più rapidamente. Fra l'altro l'abitazione era priva di energia elettrica e non c'erano né divani né tende, oggetti che per la loro composizione avrebbero potuto facilitare l'innesco del rogo. Nulla di nulla, un giallo che si spera possa essere chiarito quanto prima. La relazione dei vigili del fuoco potrebbe essere depositata nei prossimi giorni, solo allora si potrà capire, almeno in parte, cosa sia accaduto quel giorno quando i residenti hanno visto il fuoco fuoriuscire dalle finestre. Niccolò Martini è stato trovato privo di vita a secondo piano in una camera da letto a terra. In quella casa era entrato abusivamente. Da quanto tempo abitasse lì nessuno lo sa. Alcuni cittadini dicono di averlo notato in zona nell'ultimo mese e mezzo. Era tornato nella città che conosceva bene, dove aveva vissuto in precedenza, dove aveva coltivato la sua passione per la musica suonando alla batteria con una band. A Montebelluna aveva trascorso momenti felici, trovato gli amici veri, poi la sua vita era cambiata, difficoltà personali ed economiche, senza una casa, con lavori santuari, fino alla decisione di entrare nella casa di via Colmoschin, dove ha trovato la morte. Ed il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato ieri in via Brunacci a Marghera, nei pressi del centro commerciale Panorama. È ancora un giallo come possa essere morto l'uomo ritrovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di una struttura abbandonata. A dare l'allarme è stato un passante, ma quando la polizia è intervenuta sul posto la scena era già chiara. Il cadavere era lì da diversi giorni, consumato dall'esposizione all'aria aperta e in condizioni tali da renderlo completamente irriconoscibile. Secondo i primi rilievi della polizia scientifica si tratterebbe di un 35enne, presumibilmente di origine asiatica, forse del Bangladesh o del Pakistan, ma al momento si tratta soltanto di supposizioni. Nessun documento è stato ritrovato addosso al corpo e anche l'unico oggetto vicino, una tessera della Caritas, è risultato troppo deteriorato per essere utile all'identificazione.
L'ipotesi più probabile è che l'uomo si fosse rifugiato nella struttura abbandonata in cerca di un riparo, forse malato o colto da un improvviso malore. Nessun segno evidente di violenza è stato rilevato, ma solo l'autopsia potrà fare chiarezza sulle cause del decesso. Gli investigatori contano ora sull'analisi del DNA per riuscire a risalire alla sua identità e forse a una famiglia che lo sta cercando. Ma viste le condizioni del corpo, il percorso sarà lungo e complesso. Il mistero per ora resta senza nome. Altri 2 arresti della squadra mobile di Padova per la violenza sessuale di gruppo che era avvenuta un mese fa in un'area abbandonata dell'aeroporto Allegri. La violenza risale a un mese fa esatto. Una ragazza era stata costretta a rapporti sessuali nell'area dismessa dell'aeroporto Allegri di Padova e le indagini della polizia avevano portato all'arresto nei giorni successivi di 3 tunisini, un irregolare e 2 richiedenti asilo per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo. Ora gli agenti della squadra mobile hanno chiuso il cerchio arrestando altri 2 presunti complici. Si tratta di altri 2 tunisini di 19 e 20 anni fermati dai poliziotti vicino alla questura e in corso Garibaldi. Le accuse sono anche di violenza privata e di rapina aggravata in concorso. I 3 già arrestati nei giorni scorsi, invece, sono volti ben noti alle forze dell'ordine, tutti tra i 19 e 20 anni e già con parecchi episodi criminali alle spalle. Uno in particolare, trasferito al centro per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, era stato protagonista con altri di una rivolta con danni alla struttura e poi era riuscito anche a fuggire nel marzo scorso. Prima di quest'ultimo episodio di violenza, i 5 ora sono tutti in carcere. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Padova, ora sta per ricominciare la stagione sportiva e per proteggere i tifosi sani il questore di Padova ha vietato a 8 minorenni colpiti da DASPO fuori contesto di assistere per 3 anni a qualunque manifestazione. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha emesso 8 DASPO nei confronti di altrettanti minorenni della provincia di Padova in vista della nuova stagione sportiva. A loro, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sarà proibito per 3 anni l'ingresso a tutte le manifestazioni sportive di ogni tipo in Italia e all'estero. Si tratta di DASPO denominati fuori contesto, creati per tutelare quei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, vietando l'accesso a persone le cui condotte siano caratterizzate da una particolare antisocialità e un rischio per la sicurezza pubblica. Per questi 8 minorenni la questura ha analizzato i loro precedenti penali relativi a reati gravi commessi con l'uso della violenza e che vanno dalle tentate rapine aggravate alle tentate estorsioni, comportamenti che pur non essendo direttamente collegati ad eventi sportivi sono stati giudicati come indicatori di una pericolosità sociale concreta e grave. L'obiettivo principale di questi DASPO fuori contesto è impedire ai violenti di accedere agli stadi e ai palazzetti, ma anche mandare un chiaro messaggio di tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza, proteggendo i tifosi sani. Nel corso dei primi 7 mesi del 2025 il questore ha adottato già altri 12 provvedimenti simili, dai 2 ai 5 anni, nei confronti di 7 minorenni e di 5 maggiorenni residenti in città e in provincia. Ancora cronaca con i furti in casa che continuano in questo periodo di vacanze. Oderzo nel mirino dei ladri e in quest'ultimo caso che vi raccontiamo ora sono stati messi in fuga dall'arrivo della proprietaria. Hanno forzato un vetro antisfondamento ripetutamente finché questo si è infranto. Tanto è bastato per riuscire a aprire la porta da dentro e accedere così al pian terreno di una villetta in via Casoni, nel quartiere Parise, a 2 passi dal centro di Oderzo. L'indomani dal furto, la proprietaria dell'abitazione è ancora sotto shock. Solo pochi istanti l'hanno infatti divisa da un incontro faccia a faccia con i malviventi. La signora aveva lasciato la casa temporaneamente, i ladri, forse pensando fosse partita per le vacanze, di avere molto tempo a
a disposizione hanno agito con calma. Al suo rientro intorno alle 22 è stato sufficiente il tempo di accendere la luce in casa e loro si sono dati alla fuga. Le villette attorno sono per lo più vuote, dato il periodo di vacanza, e tra i residenti c'è chi nota la necessità di creare gruppi di controllo di vicinato attivi e costruire una comunità più coesa, conoscersi e scambiarsi favori come sorvegliare le case altrui nei momenti in cui si è assenti dalla propria. Ma in via Casoni è la frustrazione a prevalere, convinti che i furti, se davvero non si intende intervenire sulla legislazione assicurando la certezza della pena per chi commette reati, non smetteranno di accadere. Intanto nella villetta l'arrivo della proprietaria ha impedito che i ladri potessero portare via oggetti di valore, ma l'allerta a Oderzo resta alta. E sono stati denunciati per furto, questa volta in un supermercato, 2 uomini italiani nella loro macchina. I carabinieri hanno rinvenuto ingente refurtiva. Vediamo. Sono stati fermati per un controllo lungo via Ghirada a Treviso. I carabinieri hanno notato un fare sospetto da parte dei 2 uomini ed hanno deciso di sottoporli ad un accertamento più approfondito. All'interno del veicolo i militari dell'Arma hanno trovato 19 confezioni di crema, 22 sticche di burro cacao, 22 confezioni di disinfettante, 4 di olio per capelli, 5 balsami, 14 spray istantaneo per capelli, 23 confezioni di pasta adesiva per dentiera, per un valore commerciale di circa 900 euro. Si tratta di merce che era stata rubata poco prima dal supermercato Conad collocato nelle vicinanze. I 2 cittadini di 32 e 28 anni con precedenti di polizia sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato. La merce è stata restituita al legittimo proprietario. Serate indagini della squadra mobile di Belluno sul caso della rissa di mercoledì sera in una pizzeria di Sedico. 3 le persone coinvolte. Sono avvolte dalla riservatezza le indagini della squadra mobile di Belluno che sta indagando sulla violenta rissa di mercoledì scorso alla pizzeria da Gigino a Sedico. Le 20 circa, locale stracolmo di persone. Tra loro a un tavolo sono seduti 3 operai italiani che ordinano la cena al termine di una giornata di lavoro. Sono clienti abituali da qualche settimana, ci dicono in pizzeria, e mercoledì il gruppetto è arrivato come d'uso. Solo che ad un certo punto fra il vociare dei tavoli, quello dei 3 si è fatto più pesante. Sarebbero volate parole forti, qualche spintone, forse pugni. Una scena che ha spaventato i clienti tra la sorpresa e la paura. I titolari del locale, che si trova in via Traversa a Gordina, hanno provato invano a rasserenare il clima e alla fine la decisione più ragionevole è stata quella di chiamare le forze dell'ordine. In men che non si dica, da Gigino è arrivata una pattuglia della volante della questura. Gli agenti sono riusciti a far placare gli animi, ma a quel punto il danno per i 3 era già stato fatto. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze necessarie a mettere in fila i fatti segnalati alla Procura della Repubblica di Belluno. Le ipotesi di reato non sarebbero ancora state formulate, ma quasi sicuramente il fascicolo sarà aperto per rissa e lesioni. Sui social la notizia si è diffusa, ma i post avrebbero offerto una fotografia distorta rispetto all'accaduto e per questo motivo dalla pagina seguitissima di Sedico fatto e commenti sono stati oscurati. E 2 risse a breve distanza l'una dall'altra si sono verificate a Caorle in piazza Miramare. Sono stati esplosi anche alcuni colpi con una pistola scacciacani. Non solo una doppia rissa di particolare brutalità tra piazza Miramare e via del Mare, ma anche l'esplosione di 3 colpi con una pistola scacciacani. Una notte di violenza che per Caorle rappresenta un piccolo shock che stride profondamente con lo scenario pacifico che si respira in una località balneare frequentata per la maggior parte da famiglie. L'arrivo dei carabinieri ha portato all'identificazione di oltre una decina di persone coinvolte nella maxi rissa, che segue di pochissimo tempo un altro episodio di violenza in viale Santa Margherita, ripreso in un video diventato in poco tempo virale. Anche di quanto accaduto la notte scorsa esisterebbero dei video. A Caorle comunque ci si rifiuta di pensare ad una situazione di degrado generalizzato. Sono casi isolati, più che un andamento generale, probabilmente, anche perché comunque
Carles si riempie di gente e quando c'è tanta gente può sempre succedere qualcosa. Ma la sera com'è qua? Ma io ho sempre trovata molto tranquilla, tanta gente che gira, passeggia, si mangia gelato, ma mai ho avuto o visto episodi di violenza. Probabilmente questa lettura è corretta, ma è anche vero che certi episodi, seppur isolati, non fanno stare tranquilli e possono nuocere ad un luogo che è e vuole restare tranquillo. I locali di Pietro Panzarin e Alessandro Gusso si fronteggiano in piazza Miramare. Noi ci siamo procurati insieme a tutti e due locali sicurezza tutte le sere, tutte le notti. Noi ne abbiamo 6, anche il Moschito, se non sbaglio, ne ha 4 agenti. Degli addetti alla sicurezza, diciamo. Sì, quindi siamo blindati. Poi se succede tutto a chiusura, perché noi comunque eravamo chiusi, essendo chiusi succede tutto fuori. Purtroppo per una serie di fattori vengono a confluirsi nella piazzetta anche dei ragazzi che non appartengono ai locali, che si portano il bere da casa, che sono facinorosi e quant'altro, e quindi si è venuto a creare quello che si è visto. Io è da 30 anni che lavoro di notte e c'è un'evoluzione del mercato della notte che porta i giovanissimi di adesso, vuoi TikTok, vuoi rapper, vuoi messaggi, vuoi cosa so io, ad essere molto bruschi, molto violenti nelle reazioni. Questi ragazzini, al posto di chiarirsi a parole, purtroppo passano alle mani, perché è un fenomeno di costume, che non è Caorle, Piazza Miramare, i locali o quant'altro, purtroppo è un fenomeno mondiale. La Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione per la morte del piccolo Mattia Coada, deceduto nel dicembre del 2023. A seguito dell'opposizione presentata dalla famiglia, il giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza a settembre. Si riapre, almeno dal punto di vista legale e giudiziario, la drammatica e tragica vicenda di Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido di Venezia, deceduto nel dicembre 2023 all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo dell'ospedale civile di Venezia. La Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione dei medici dell'Ulstre Serenissima, imputando il decesso ad un edema massivo fulminante. La famiglia di Mattia Coada, assistita dagli avvocati Renato Orberini, Augusto Parese e Gianluca De Biasi, ha però presentato fin da subito opposizione alla richiesta di archiviazione e il giudice per le indagini preliminari Carlotta Franceschetti ha fissato l'udienza per il 25 settembre prossimo. Si tratta di un'udienza che si svolgerà in Camera di Consiglio proprio perché il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto ammissibile l'opposizione e non infondata la notizia di reato per omicidio colposo. Le parti potranno discutere e all'esito dell'udienza il giudice deciderà se archiviare il procedimento penale o se ordinare ulteriori indagini alla Procura o se ordinare alla Procura di predisporre una perizia collegiale nella forma dell'incidente probatorio. La famiglia di Mattia ha sempre ribadito che questa loro battaglia è motivata unicamente dall'impegno a fare in modo che nessun altro bambino debba più morire come è successo al loro figlio. La notizia della fissazione dell'udienza è stata accolta molto favorevolmente dai familiari del piccolo Coada, che da tanto tempo cercano giustizia e verità. Ed ancora cronaca dal veneziano con i momenti di paura che si sono vissuti ieri per un incendio in via Bembo che ha interessato il tetto di un edificio in ristrutturazione. Un'alta colonna di fumo si è elevata nel cielo di Mestre poco dopo le 13, visibile da centinaia di metri di distanza. Fumo e fiamme si sono sprigionate improvvisamente dal tetto dell'ex Hotel Vidale, edificio in fase di ristrutturazione tra via Pietro Bembo e via Giuseppe Parini, scatenando il panico tra passanti e residenti della zona. L'incendio, alimentato probabilmente dai materiali di cantiere presenti sulla copertura, ha avvolto rapidamente la parte superiore della struttura. Il fumo denso ha invaso anche il vicino Corso del Popolo, rendendo per alcuni minuti l'aria irrespirabile e attirando l'attenzione di decine di persone.
L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Mestre e Mira, impegnati con 3 autopompe, 2 autobotti e un'autoscala per domare il rogo e impedire che si estendesse al resto dell'edificio. Grazie alla prontezza dei soccorsi, le fiamme sono state contenute in tempo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e anche il ristorante al piano terra, l'Osteria Viterossa, non ha subito danni nemmeno dall'acqua utilizzata durante le operazioni di spegnimento. Proseguono ora le operazioni di bonifica e le indagini dei tecnici per accertare le cause dell'incendio. Tra le ipotesi, un malfunzionamento legato ai lavori in corso sul tetto. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri per la messa in sicurezza dell'area. Furto in spiaggia, ieri mattina verso le 12:45 una famiglia milanese in vacanza al Lido di Venezia è stata derubata sotto l'ombrellone dei propri effetti personali, bottino circa 400 euro. Mai lasciare in spiaggia i propri effetti personali incustoditi sotto l'ombrellone. La disonestà è sempre dietro l'angolo e può arrivare a colpire anche quando meno te lo aspetti. È questa la mala lezione imparata a proprie spese da una famiglia milanese, mamma, papà e bambini in tenera età, in vacanza al Lido di Venezia per qualche giorno di spiaggia. I turisti hanno lasciato sbagliando incustoditi i propri effetti personali sotto l'ombrellone affittato al Blue Moon, stabilimento balneare di Venezia Spiaggia in piazzale Bucintoro, al Lido di Venezia, poco distante dal Gambiare. Il servizio di vigilanza dello stabilimento è sempre attivo, ma chi lascia le proprie cose sotto l'ombrellone lo fa sempre a proprio rischio e pericolo e soprattutto fidandosi dell'onestà delle persone. Rientrati dal bagno in mare, i turisti si sono trovati davanti l'amara sorpresa, derubati di 400 euro in contanti, carte di credito personali, portafoglio con i documenti e anche telefonino e chiavi dell'auto, una Jeep di valore. Le carte di credito sono state subito utilizzate dai ladri per spese pazze, ovviamente non autorizzate, in alcuni esercizi commerciali del Lido. È stata sporta immediatamente denuncia del furto nella sede della polizia locale del Lido in via Dardanelli. Anche attraverso i movimenti tracciati dalla carta di credito si spera di risalire ai responsabili. La sanità ora, è stato consegnato ieri il progetto definitivo del nuovo ospedale di Padova. Insieme al Giustinianeo formerà un polo d'eccellenza per la sanità veneta e internazionale. Eccolo il nuovo ospedale di Padova Est, presentato in azienda ospedaliera il progetto definitivo di un'opera tanto attesa, un'infrastruttura che sarà grande più di 218.000 metri quadri con 963 posti letto, un costo complessivo del progetto di oltre 870 milioni di euro, 800 dei quali arriveranno dall'INAIL, il resto da risorse regionali già stanziate. Sarà un riferimento nazionale e internazionale non solo per la cura ma anche per la ricerca, sarà un grande centro di trapianti, 40 sale operatorie, almeno 500 persone che quotidianamente lavoreranno nelle piastre operatorie e poi dei flussi che sono unici. Si pensi che l'ospedale avrà una superficie lorda di 22 ettari e avrà un'utenza mediamente giornaliera di oltre 11.000 persone. La presentazione è stata anche l'occasione per ricordare il professor Federico Rea, mancato meno di un mese fa. Una struttura pensata in collaborazione con i medici per essere più vicini ai pazienti. È un progetto, è stato sottolineato più volte, ecosostenibile, è un progetto altamente tecnologico, ma è soprattutto un progetto per i professionisti che vi lavorano e per la gente che vi arriva dentro. Quindi è un progetto che parte dalla gente e vuole lavorare con la gente. Saranno 11.000 le persone che quotidianamente frequenteranno il nuovo polo ospedaliero tra medici, studenti e pazienti, e proprio l'attenzione a chi vivrà il nuovo spazio è stato uno dei punti fermi della progettazione. La grande sfida è stata quella di poter immaginare una struttura sanitaria che vada incontro ai bisogni di salute del futuro. È chiaro che la popolazione sta cambiando, l'età, ma non è solo questo, si trattava anche di capire, di costruire, di immaginare una costruzione che potesse accogliere gli elementi di innovazione tecnologica, tenendo anche conto di quelle che sono le nuove malattie.
Quindi una struttura flessibile, innovativa, capace proprio di incontrare quelli che sono i bisogni di salute. Ci vorranno poi 5 anni per vedere la conclusione dei lavori. Bisognerà attendere settembre invece per la realizzazione della nuova pediatria del Giustinianeo. L'edificio è abbastanza pronto, lo stiamo arredando, mentre abbiamo la parte davanti che si sta appunto sviluppando secondo l'accordo che abbiamo con la sovrintendenza. Quindi settembre, ottobre, insomma adesso vediamo, dovremo avere la pediatria pronta. Poi anche lì, ripeto, ci sono le fasi dei collaudi, noi vogliamo abitarla da gennaio. E a Treviso, dopo oltre 8 mesi di chiusura, è stato inaugurato ieri il nuovo ponte Ottavi. Prima il taglio del nastro sulla carreggiata, poi l'apertura dall'acqua con il passaggio delle canoe lungo il Sile. Inaugurato il nuovo ponte Ottavi che collega con il centro storico di Treviso i quartieri di Santa Maria del Sile, Canizzano, Sant'Angelo e San Giuseppe, e da qui alla tangenziale un progetto del valore di 2 milioni di euro cofinanziati da Regione Veneto 1 milione, Comune di Treviso e RFI 500.000 euro ciascuno. Oltre 8 mesi di lavori che hanno creato non pochi disagi alla cittadinanza, ma lavori indispensabili per sostituire il vecchio ponte largo neanche 6 metri e con criticità sismiche e senza marciapiedi. Uno snodo cruciale per i prossimi lavori che interesseranno questo quadrante della città. Fra poco ci saranno dei notevoli lavori sulla realizzazione del sottopasso di Viale dei Cacciatori e poi il sottopasso ciclopedonale di Via Benzi, quindi avremo 3 anni e mezzo di lavori che inibiranno una alla volta con le 2 strade, e quindi dovevamo avere un ponte Ottavi nuovo, carrabile e soprattutto con una pista ciclopedonale protetta della larghezza di 2 metri. Il nuovo ponte è a campata unica in acciaio Corten lungo 31 metri e largo 14, con 2 corsie di 3 metri in ciascun senso di marcia e 2 piste ciclabili a sbalzo. Realizzata anche la predisposizione per la rete fognaria e le condotte dell'acquedotto e del gas, un'infrastruttura moderna che rende anche più godibile la navigazione del Sile. C'è un doppio ponte che si vive sopra passando in macchina, a piedi, in bicicletta, e sotto passando con le canoe, questo per far capire quanto era strategico questo nodo e ovviamente anche quanti disagi il rifacimento ha provocato. Però ripeto, il mio ringraziamento va anche a quei cittadini che per esempio hanno messo a disposizione delle porzioni di giardini che attraverso gli espropri condivisi hanno consentito di realizzare quest'opera più larga, più grande, più sicura, più accogliente, e quindi è stato davvero un ponte comunitario dove ognuno ha messo la sua parte, noi ce l'abbiamo messa tutta, la Regione ha messo un contributo importante così come RFI, e l'insieme di tutte queste cose porta a quest'opera. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di ferie, di vacanze, di meritato riposo e di come riuscire a godere appieno di questo periodo. Abbiamo in collegamento, e la ringrazio per essere con noi, la dottoressa Chiara Usai, consigliera dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Ecco, allora siamo nel secondo fine settimana di agosto, inizia il periodo clou delle vacanze, un periodo diciamo da molti atteso per tutto l'anno, per godersi questa settimana, queste 2 settimane di meritato riposo, ma sembra quasi che sia sempre più difficile riuscire a prendersi una pausa che sia davvero tale, che sia davvero rigenerante, magari anche senza sensi di colpa nei confronti di quello che si lascia a casa, del lavoro, magari dei genitori o di altri familiari. Che cosa dobbiamo fare per riuscire veramente a trarre tutti i benefici di un periodo di vacanza, di ferie, di stacco, insomma, da quella che era la realtà quotidiana del resto dell'anno? Beh sì, diciamo che, come dire, è il periodo, è il momento dell'anno che aspettiamo di più, però se non riusciamo a gestirle bene rischiamo di
tornare più stressati di quando siamo partiti, anche perché c'è da dire che viviamo in una società che ci vuole sempre più performanti, no? Anche il nostro valore sembra misurato da quello che produciamo, da quello che facciamo e da quello anche che postiamo, no? Sui social network, e quindi anche le vacanze rischiano di diventare, come dire, una gara a più foto, a più attività, a più esperienze, quindi mai, come dire, un attimo effettivamente per fermarsi, anche perché fermarsi, come diceva anche lei, porta con sé spesso un senso di colpa, no? L'idea di annoiarsi spesso ci spaventa, però anche la noia, come dire, è un'alleata preziosa, perché nel momento in cui noi ci annoiamo, ci prendiamo del tempo, la mente rallenta, rielaboriamo e nascono nuovi spunti più creativi. Quindi diciamo che le nuove idee, nuovi progetti, nuove soluzioni arrivano proprio in quei momenti di vuoto apparente che spesso ci spaventano. Per quanto riguarda invece la gestione, no, di che cosa fare, spesso, no, anche il problema magari di chi si pone un po' il dilemma, no, rispetto a magari i genitori anziani, no, che cosa fare, li porto come in vacanza, li lascio a casa, ma con chi li lascio? Diciamo che il rischio magari di portarli con sé potrebbe essere quello di trasformare la vacanza in una gestione e in una continua riorganizzazione, no? Quindi magari optare anche per delle vacanze diverse per loro, o comunque anche spiegare che il momento della vacanza è un momento poi per ricostruire, per ritrovarsi, e non necessariamente un momento di abbandono. Poi comunque diciamo che le tecnologie in questi anni ci vengono in supporto, perché si può stare vicini anche in modi alternativi. E l'altra fonte di stress potrebbe essere, no, anche come gestisco i bambini, no? Considerando che non sono impegnati nell'attività scolastica, quanto e come dosare i compiti, no? Quindi anche lì provare, come dire, a trovare un equilibrio, non diventare, come dire, un assillo, un'abitudine, ma mantenere comunque una routine che poi in qualche misura servirà poi per riniziare e ricalibrare quello che sarà il nuovo equilibrio di settembre, in modo tale che poi anche al rientro, che è quello un po' che spaventa, come dire, una sorta di atterraggio morbido, no? Cioè un atterraggio lento significa tornare a casa con un po' di giorni di anticipo per permettersi un attimo di rilassarsi, di rimettere a posto le cose e capire anche un attimo se c'è qualcosa, qualche nuova consapevolezza da queste vacanze che vogliamo portarci via nella nostra nuova quotidianità. Ecco, dottoressa, perché poi c'è un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione, che è quello cosiddetto dello stress da rientro, no? Quando si finiscono le ferie e si torna al lavoro, magari in brevissimo tempo si è ancora più stressati di prima. Ci sono dei suggerimenti, dei consigli che lei può dare per riuscire a gestire al meglio questi momenti, che effettivamente poi sono quelli più attesi dell'anno e dai quali è importante trarre il massimo beneficio per poi, insomma, affrontare la nuova stagione con forza ed entusiasmo? Sì, l'idea è anche un po' quello che dicevo, non ritornare magari subito alla routine quotidiana, perché il passaggio può essere pesante, no? E magari rischiamo anche un po' di ricadere nel loop, no? Nel ciclo di quello che dicevo prima, no? Dove dobbiamo essere produttivi, performanti. Quindi concedersi comunque magari delle giornate da rientro alle ferie, rientro al lavoro, in cui, se nel caso in cui si andasse fuori, no, mi riambiento a casa, sistemo le cose o faccio una colazione un po' più lenta, quindi man mano poi mi riabituo a quello che sarà la mia routine. Ecco, dottoressa, un altro aspetto al quale lei accennava prima, che può avere degli aspetti positivi e negativi, quello dei social o comunque delle nuove tecnologie che ci consentono di rimanere sempre collegati. Da un lato può essere un aspetto positivo, come lei accennava per esempio nel mantenere magari i rapporti con i genitori che sono rimasti a casa, dall'altro può invece essere fonte di stress durante le
vacanze, tant'è che sempre più spesso si parla del cosiddetto digital detox. Sì, diciamo che i social media amplificano questa pressione, no? Essere sempre più attivi, sempre anche in mostra, no? E quale migliore occasione, no? Per essere, tra virgolette, in mostra durante le vacanze, dove magari si condivide il posto o ciò che si sta facendo, ciò che si sta rispettando, no? Rispetto al diciamo che rispetto al togliere totalmente l'utilizzo del telefono, credo che di questi tempi sia abbastanza difficile, sia impossibile, nel senso che comunque è diventato il nostro strumento di comunicazione principale, no? Possiamo pensare chiaramente a dei momenti di pausa, dove non significa magari non scattare una foto, non condividere o non fare qualche video, no, di qualche momento significativo, ma anche provare a sperimentare l'idea di tenerla per noi. Di fatto le fotografie e i video li abbiamo sempre fatti, non è che sono una novità degli ultimi anni, però magari condividerli in un secondo momento e stare più sul momento delle persone e con le persone con cui siamo. Quindi godersi fino in fondo, insomma, il momento che stiamo vivendo. Dottoressa, io la ringrazio per questi suggerimenti, per questi preziosi consigli per riuscire a godere appieno delle ferie senza stress. Grazie mille alla dottoressa Chiara Usai, consigliere dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi altrettanto. Ecco, noi ora proseguiamo e andiamo a Valle Santa Felicita, dove i giovani del campo scuola alpino si stanno esercitando sulla palestra di Roccio e stanno seguendo lezioni con le guardie cinofile. Ci racconta tutto Vanessa Banzato. Ultima giornata del campo scuola alpino, ultima giornata di attività, perché domani ci sarà il saluto dei 52 ragazzi che verranno ritirati dai genitori a conclusione di queste 2 settimane intense, 2 settimane di lavoro, di attività tra le più svariate, come il vice direttore del campo scuola Francesco Acquisto e il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo. Insomma, parto proprio da lei, presidente, perché sono state 2 settimane intense, dicevamo, ma tanta soddisfazione. Tantissima, veramente col cuore, perché i ragazzi, i 52 allievi che hanno affrontato queste 2 settimane ci hanno ripagato con il loro impegno, con le loro debolezze, con i loro piccoli malanni che naturalmente in 2 settimane escono fuori, però con tanta volontà, tanta determinazione e bisogna anche dirlo con anche serietà. Sono stati bravi ragazzi, una bella avventura, veramente bella. Vice direttore Acquisto, qui proprio in questa giornata si stanno cimentando nell'arrampicata, ma si stanno cimentando anche in tutta un'altra serie di attività legate alla montagna e c'è uno spiegamento anche di forza importante. Esattamente, questa giornata, vista l'importanza e la tipicità della disciplina, abbiamo ottenuto la collaborazione di un certo numero di collaboratori del CAI e delle forze armate, in fattispecie 4 alpinisti del plotone alpieri del 7° reggimento alpini, per cui abbiamo quasi un rapporto di un istruttore con un allievo per agire proprio nel massimo della sicurezza. I risultati si vedono, non c'è stato ma uno che abbia detto ho paura, non voglio, non mi sento. Tutti incoraggiati dai compagni, dagli istruttori, della sicurezza, hanno voluto fare le prove, per cui stanno portando a termine con successo queste vie che, se non fossero attrezzate, sarebbero almeno del quarto più. Ecco, la gran parte non ha mai arrampicato, per cui dobbiamo dire grazie a chi li sta seguendo, chi li ha preparati anche psicologicamente per portare a termine questo discorso, che è qualcosa di anomalo, perché nel giro di poche ore
da zero sono diventati degli alpinisti. È una gran soddisfazione per loro soprattutto, perché davvero 2 settimane in cui loro sono cresciuti, sono maturati, hanno imparato anche a conoscere meglio se stessi. Assolutamente sì, loro non sapevano assolutamente i loro limiti, e quando uno pensa in generale che sta morendo, in realtà è giunto al 30% delle proprie potenzialità. Noi li abbiamo incoraggiati a tirare fuori anche l'orgoglio quando serviva, ma l'hanno fatto senza chiedere perché lo facevano, e basta, proprio per vedere i propri limiti e capire quali ostacoli avrebbero potuto superare. Ma questo è il caposcuola, è la simulazione di quello che avverrà nella vita. Certo. Esattamente. Dove qua abbiamo la possibilità di discutere e prendere gli opportuni provvedimenti per dare delle sterzate al loro modo di fare, e la vita è un po' più dura. Ecco. La vita è un po' più dura. Ma se sono preparati a farlo non avranno difficoltà ad affrontarla nel migliore dei modi. Sono fiducioso in questi ragazzi. Caso di Blutongue nel Bellunese, avviata campagna vaccinale per ovini e yak presenti in Alpago e sul Monte Rite a Cibiana di Cadore. Per il sierotipo 8 esiste comunque un vaccino specifico e già da alcuni giorni gli allevatori e anche noi come ASL ci siamo attivati per cominciare ad avere una certa dotazione di dosi e quindi poter iniziare la vaccinazione. La conferma del sierotipo che ha colpito ovini e yak fra l'Alpago e Cibiana di Cadore è arrivata dal laboratorio incaricato di Teramo e ha consentito ai servizi veterinari dell'ULSS Dolomiti di correre subito ai ripari. I numeri della malattia di origine virale Blutongue, lingua blu, che colpisce prevalentemente i ruminanti, e tra quelli domestici, ovini, caprini e bovini, sono importanti. 14 focolai, 12 riguardano gli ovini di razza alpagota vicina all'estensione per questo presidio slow food e 2 gli allevamenti di yak. L'unica strategia efficace per proteggere gli animali è la vaccinazione. L'ULSS 1 ha ordinato 650 dosi di vaccino e gli allevatori si stanno attrezzando per la somministrazione ai quasi 4.000 capi di ovi caprini agli yak, che sono circa una novantina. Scoppiata in Friuli a inizio luglio, il virus della Blutongue circola in Italia con vari sierotipi ed è considerata una malattia endemica trasmessa quasi esclusivamente dalla puntura di insetti vettori, ma, ed è importante sottolinearlo, non è una zoonosi e non si trasmette all'uomo nemmeno per via alimentare. La lingua blu o febbre catarrale degli ovini è una malattia che colpisce esclusivamente i ruminanti, non viene trasmessa all'uomo né per il contatto con gli ovini né per l'ingestione della loro carne o dei loro prodotti. Gli stessi moscerini, che sono i vettori di questa malattia, anche sull'uomo, anche se fossero a contatto con l'uomo, non possono creare danni nell'organismo umano. Tra le misure preventive è stata disposta una zona di restrizione della movimentazione dei capi, mentre l'invito a vaccinare con il sierotipo 8 è esteso a tutti. Noi consigliamo a tutti gli allevatori di ovini di attivarsi con il proprio veterinario aziendale per poter reperire al più presto il vaccino, tenendo conto che purtroppo siamo vicini a Ferragosto e quindi molti magazzini hanno già chiuso i battenti. Emergenza acqua rientrata ad Arzignano e Montorso, l'acqua è tornata potabile, revocata quindi l'ordinanza che ne vietava l'utilizzo a scopo appunto potabile. A darne comunicazione i sindaci dei 2 comuni. Revocata l'ordinanza emanata 2 giorni fa con cui si vietava l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari su tutto il territorio comunale di Arzignano e in 16 vie di Montorso. L'acqua torna potabile quindi, a darne comunicazione i sindaci dei 2 territori, a seguito dei risultati dei campioni che evidenziano valori tornati nella norma. Su comunicazione dell'Ulsotto Berico ha appena firmato la revoca dell'ordinanza che vietava l'utilizzo dell'acqua per uso alimentare. L'acqua ora si può bere
si può utilizzare in cucina e si può utilizzare anche per lavare gli alimenti. Nella nota infatti l'Ulsotto Berica ha comunicato che i campioni che sono stati prelevati rispettano i limiti previsti dalla normativa, per cui l'acqua è perfettamente idonea all'uso alimentare ed è quindi potabile. In seguito infatti alla nota dell'Ulsotto Berica pervenutaci nella giornata di oggi, si conferma l'idoneità dell'acqua ad uso potabile, quindi si può tornare ad utilizzarla. E si conferma appunto anche sulla base delle ultime analisi condotte da Acque del Chiampo nella giornata di ieri, delle quali abbiamo avuto i risultati oggi, e che ci confermano appunto che i parametri sono rientrati all'interno di quelli previsti dalla normativa vigente. Emergenza durata circa 48 ore che era derivata da una non conformità microbiologica riscontrata a seguito di un campionamento che aveva portato in via precauzionale all'adozione dell'ordinanza restrittiva. Intanto proseguono i monitoraggi per accertare le cause dell'anomalia rilevata. Fine vita il Veneto tra le prime 10 regioni in Italia per richieste di informazioni sui diritti riguardanti eutanasia e suicidio medicalmente assistito. 26 contatti ogni 100.000 abitanti negli ultimi 12 mesi, 16.000 richieste aumentate del 14% rispetto all'anno scorso. Il Veneto è tra le prime regioni in Italia per richiesta di informazioni sui diritti del fine vita. I dati arrivano dal numero bianco dell'associazione Luca Coscioni, servizio gratuito utile a fornire tutti i dettagli e l'orientamento su eutanasia, suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda. Le richieste hanno riguardato soprattutto l'eutanasia e il suicidio medicalmente assistito, circa 5 al giorno, ma anche l'interruzione delle terapie e la sedazione palliativa profonda, più di una al giorno. Inoltre, circa 600 persone, per la maggior parte donne, hanno ricevuto informazioni pratiche per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita in Italia o in Svizzera. Con questi numeri, la regione si posiziona tra le prime 10 per numero di contatti pro capite. Torniamo ora sulle spiagge del litorale per parlare della polemica che sta divampando in queste calde giornate che ci portano al Ferragosto relativamente al rincaro degli stabilimenti balneari. Sentiamo. Le presenze medie negli stabilimenti balneari italiani sono calate tra il 20 e il 30%. I pienoni, se ci sono, si verificano solo nel fine settimana. Per il resto è una corsa alla spiaggia libera. È il tema dominante, con relative polemiche, dell'estate 2025 sul fronte vacanze, anche perché sul banco degli imputati vengono fatti salire proprio gli stabilimenti balneari, accusati di un aumento prezzi fuori portata delle tasche medie. Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto, smentisce perlomeno a livello regionale. I numeri alla fine del mese di giugno erano sicuramente ottimi, in grande aumento rispetto alla stagione 24, che è stata un'ottima stagione. Abbiamo avuto una flessione a luglio, causata anche dal meteo che purtroppo non ci ha aiutato. C'è stato questo caro ombrellone di cui si parla? La forbice degli aumenti sta dal 3 al 5%, insomma sono aumenti assolutamente fisiologici. Il caro ombrellone che viene denunciato in altre parti costiere italiane non appartiene alla costa veneta. Fatto salvo che l'ombrellone da 100 euro al giorno in Veneto non esiste, il prezzo più alto è meno della metà. Berton ammette però due tipi di crisi. La prima è quella degli stabilimenti che hanno perso clientela perché non si sono saputi adeguare ad offrire i servizi che oggi chiedono i turisti. La seconda, un calo della capacità d'acquisto della classe media. Effettivamente allo stabilimento balneare Casabianca di Jesolo diversi ombrelloni appaiono vuoti, ma per avere la situazione effettiva parliamo con Kim, una delle responsabili di cassa. Cosa si vede nello schermo alle sue spalle? Allora si può vedere come è suddivisa la spiaggia con i vari clienti, tra cui i giornalieri, gli stagionali, gli hotel, con i vari clienti che soggiornano sulla spiaggia. Che occupazione di ombrelloni c'è oggi? Un buon 80%. Oggi e in realtà da quando è iniziato agosto. I posti vuoti, ci spiegano, appaiono perché ad esempio gli ospiti degli alberghi non rimangono certo lì 24 ore su 24, ma ora è il momento di fare un giro per la spiaggia libera. Cosa le fa preferire la spiaggia libera rispetto agli stabilimenti balneari? Minor vincolo di fruizione. In che senso? Vengo quando ho piacere di essere in spiaggia, me ne vado quando voglio, non sono vincolato a una prenotazione o a degli orari.
Se vai lì sono 20 euro al giorno, però se devi stare 15 giorni... Iniziano a diventare tanti. Uno iesolano comunque si lamenta dell'assenza di servizi. Qui che è spiaggia libera del comune di Jesolo, vuole che il comune di Jesolo non abbia la possibilità di mettere un bagnino, che faccia anche questo servizio. Perché qui muoiono, qui si fanno male e si muoiono di più delle altre parti, perché qui fanno quello che vogliono. Un'opinione questa che ci fa tornare al presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton. In fondo è una questione di gusti e di esigenze. La costa si conferma ancora una volta e si distingue per avere un ottimo compromesso qualità-prezzo e quindi per i servizi che offre riesce comunque ad avere un prezzo assolutamente appetibile. Si apre quindi la settimana di Ferragosto e secondo Coldiretti in molti hanno intenzione di trascorrere queste giornate in campagna, negli agriturismi del Veneto. Vediamo. Perfetti per la classica gita fuori porta del giorno di festa o per il pranzo e cene in famiglia, perfetti anche per il turista che cerca proposte a chilometro zero. Si preparano alla settimana di Ferragosto i 200 agriturismi della provincia di Padova, pronti ad accogliere alle loro tavole fino a 7.300 persone. Un menù leggero e low cost nelle scelte degli avventori che puntano sulla qualità e la stagionalità del cibo proposto più che sulla quantità. Meno piatti ma attenzione al prodotto, alla sua origine ma anche alla sua originalità. Dai Colli Euganei fino alla laguna la provincia di Padova offre menù per tutti i gusti in location che rimandano al DNA rurale del territorio. Non solo cibo, negli agriturismi della provincia di Padova 120 aziende offrono anche alloggio per un totale di quasi 1.500 posti letto. E a proposito di Ferragosto c'è chi va in vacanza, chi invece preferisce rimanere in città, rimanere a casa ed andare magari in ferie più avanti quando i prezzi sono più bassi. Sentiamo le voci raccolte dai colleghi della redazione di Bassano del Grappa. Cosa farete la prossima settimana, quella di Ferragosto, a casa o i pendolari magari in montagna? In linea di massima penso qualche giorno di ferie in qualche piccolo borgo, perché io amo i borghi piccoli, storici. Da tempo frequento i piccoli borghi, soffro un po' le città importanti e quindi ecco preferisco i piccoli borghi. Non vado in ferie perché ho avuto dei problemi, sì che non vado in ferie. Qualche giorno magari, dalla mattina alla sera? Sicuramente qualche giorno sì. E dove potrebbe andare? In montagna? No, al mare. Resto in città. Come mai? Sono già stata in ferie. Farà magari un giorno da pendolare? Escursioni in montagna eventualmente. Paura un po' del traffico magari che ci può essere lungo la Val Brembana? Dipende in che zone uno va, ma per andare sul Grappa non credo che ci siano problemi di traffico. Rimango a casa perché ho già fatto 10 giorni in montagna, adesso farò la settimana qua e dopo Ferragosto vediamo se andiamo al mare o meno. Per la settimana di Ferragosto cosa farà? Lisbona, ho lavorato tutta la settimana e dunque almeno 5 giorni me li dedico per Portogallo. Prezzi alti? Come? Prezzi alti o no? No, diciamo in norma dai. Sì, no, va bene così. Almeno 5 giorni all'anno dedicarli anche un po' per noi va bene. A casa tranquilla. Quindi sta volentieri a casa? Oh sì, basta abitare in un bel posto e puoi stare meglio di in vacanza. Neanche magari un giorno in montagna? Ma vado una volta a settimana in montagna, così. Io invece a Ferragosto rimango sempre a casa, non ho mai fatto le feste in agosto, sempre fatto le ferie in luglio, in settembre, sempre escluso il mese di agosto. Mare o montagna? Montagna, assolutamente montagna. Paura magari del traffico la prossima settimana? No, mi piace la pace della montagna, mi piace l'odore della montagna, sono sempre andata in montagna. Da giovane ho sempre fatto le ferrate anche in montagna. Vede cosa mi è successo? Non si vede, ma ce l'ho, ho un ascesso. Sono sotto antibiotici, per cui insomma non... Preferisci magari un giorno dalla mattina alla sera? Un giorno sì, ma comunque si sta bene anche a Bassano.
Queste dunque le voci per il Ferragosto raccolte da Federico Fusetti a Bassano del Grappa, weekend secondo di agosto all'insegna del caldo con temperature previste in ulteriore aumento. Sentiamo quindi le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. Un robusto anticiclone atlantico si estende sempre con più intensità su tutte le nostre zone. Questo vuol dire tempo stabile per fine settimana, ma probabilmente fino a dopo Ferragosto, quindi con tempo soleggiato. Complice poi un anticiclone in quota di origine africana, farà sì che avremo anche un'ulteriore ondata di calore con temperature che raggiungeranno anche 35-36 gradi nel corso della settimana. Quindi cielo sereno, ripeto, sabato e domenica, con attività cumuliforme moderata durante il pomeriggio, più intensa sui rilievi dove ne è escluso qualche piccolo temporale, non così intenso. I venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature dicevamo minime 22-23 gradi, ma già da domani e soprattutto da domenica si raggiungeranno i 34-35 gradi, forse anche i 36 gradi, poi tenderanno a calare ma mantenendosi alte nel corso della prossima settimana. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso o quasi calmo. È tutto. Ed è tutto anche per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.